I numeri: 30 le nuove assunzioni per il nuovo centro direzionale per l'Italia di Castelfranco da 2.500 metri quadrati, il primo passo di un investimento di 25 milioni che porterà nei prossimi 3 anni l'azienda ad assumere. È il progetto della nuova Stiga, ditta specializzata nel mercato del giardinaggio anche con segmenti e sviluppo dell'alta tecnologia. Questo è un investimento che dà il senso di quanto questa azienda negli ultimi anni stia crescendo nel fatturato, stia crescendo nei propri risultati e stia crescendo anche dal punto di vista dell'organico. 700 dipendenti impiegati nei due stabilimenti di Castelfranco e Resana, oltre a 150 addetti stagionali per 507 milioni di ricavi registrati nel 2017, con una crescita dell'8% in più, il 90% generato dall'export. Per il nostro territorio questa è un'azienda che ha un grandissimo valore, un valore storico, perché è un'azienda che è nata un bel po' di anni fa, che ha attraversato un momento difficile, ma che però dimostra oggi di poter ancora essere uno dei protagonisti del mercato. Il nuovo quartiere generale già inaugurato. Di conseguenza abbiamo voluto creare un fabbricato che parlasse un pochettino di noi. Parlare di noi vuol dire essere un fabbricato rispettoso dell'ambiente, che si occupa di risparmio energetico e che parla con l'ambiente in maniera positiva.